leva, non spaventarci. Che acqua. Lo Che so, acqua? l'ho visto, fermo. Ragazzi, Sì, sembra di essere in cella a frigo. Anch'io. E là dentro stavo sudando. c'è da tanto qui, in questo luogo. Eccolo lì. Adesso è cambiato capo, c'è da tanto quindi qua. Bravissimo. E come ti trovi qua? Bene? C'è tanta energia qui. O vengono tante persone? Sei da solo? Ci sono altre persone in questo luogo sacro. Molto diffidente. Chi sarà a casa sua? Smetto di essere un uomo. Ok. Oltre ad essere uomo, sei, sei vivo ancora. O sai che sei morto? Sai che sei morto? Capisci quello che dico? Secondo me non capisco. Parlate un'altra lingua. Uomo, parli di uomo e si illumina. E parlate domani non interagisco. Riesci a buttare un K2? Non a illuminare, a buttarlo. Ma solo quello che ho io in mano si sta illuminando. Sì, adesso sì. C'è la tua famiglia qua. Ok. Capisci quello che ti sto dicendo? Se sì, illumina. Capisci quello che sto dicendo? Avevi una moglie? Dei figli? Oppure un sacerdote? Un uomo? Eccolo lì, si è illuminato anche l'altro. Sì. E sei un sacerdote che è Anche rimasto quello là qua. che si sta illuminando, ragazzi. Sì, lo sto riprendendo. Abbiamo capito, sei il sacerdote che faceva i rituali qua. E sei rimasto qui. Ci dai la conferma? C'ho freddo. No, vai vicino a Gravino. Vicino ai cappelli luci verdi, non vicino a me. Torna vicino a me. Quindi sei il monaco, quello che faceva i rituali qua. Oh. Ma tu ammazzavi le persone? Oppure li aiutavi dopo la morte? Li aiutavi dopo la morte, bravissimo. Cosa faccio? Li aiutava dopo la morte. Tu facevi il passaggio, il rito da questo mondo a quella dimensione. Eccolo qua. Sento una pressione. Ma solo uomini o anche donne e bambini? Tutti facevi il rituale, facevi il passaggio con i simboli che ci sono qua dentro con la tomba. Questo era proprio il luogo in cui venivano fatti i riti per passare in un'altra dimensione o per passare a miglior vita, dimmelo tu.
illumina. Questo qua, proprio dove siamo noi. Cos'era quel mare? Vai a pigliare. Ah. Posso farti altre domande? Grazie. E per fare il rito eravate uno, solo tu? Sì, l'ha confermato. Sì, lo so. Tutti e tre li ha accesi, Solo tu, quindi di quello che va più energia di tutti qua. Quindi, eccolo qua. Sei quello che sono andati a chiamare prima. Grazie, eccolo qua. Tu sei quello con più alta energia, si vede, ce l'hai confermato anche adesso. Noi siamo qua solo per darti voce. E l'hai capito. Mamma mia, raga. E l'hai capito, grazie. Noi siamo qui per raccontare la tua storia. La storia di questo posto. Non so, Lo vedo. La storia che qui è un tempio sacro. È un tempio dove bisogna avere rispetto, c'è il culto. Sta confermando tutto. C'è il culto, c'è la storia. E noi siamo qui proprio per far capire alle altre persone che la Sardegna è molto di più. Non è Leggende, solo mare. leggende, mistero, riti. E ti ringraziamo per questo. Qua in questo villaggio abitavano anche delle persone. Sì, sì. Era un villaggio dove facevano tutto. Coltivavano. E sino addosso. Coltivavano. Producevano il cibo. Calmati. Fermo un attimo. No, come l'ho detto, calmati. È sceso piano piano. Grazie. Coltivatorio. Ragazzi, ho l'energia pazzesca. Sì, lui è viaggiato sopra. Adesso La temperatura tantissimo. e ci stanno confermando. Dovevamo solo trovare, chiamare il sacerdote, quello che comandava e dirigeva tutto. Giusto? No, un po'. Ok. Questa è la tua zona. Che bisogna fare. Grazie. E tuttora qui vengono le persone a fare meditazione. Tu le dai una mano quando vengono a meditare. Riesci a palesarti vicino a Gavino, riesci a farti vedere, a mostrare la tua essenza. Sei vicino a me? Sì. Sì. A parte che sei vicino a Gavino, riesci a buttare un K2 con le lucette verdi che illumini. Quello più lontano di tutti, riesci a buttarmelo giù. No, va benissimo, comunichiamo così. Ti fa piacere questa comunicazione? No, vuole lì vicino. Cavi è vicino a te, sta usando lì sotto nella pietra. Prendendo l'altro.
È tutto, sì, lo sto riprendendo tutto. Io raga non li vedo gli altri. Questo posto era un qualcosa. Adesso che... No, non illuminare. Ah, da sinistra. Questo Oh, io posto sono qua era buggerato, qualcosa. sono. Era tipo un santuario. Qua con me. Dimmi qua, questo era il luogo dove tu svolgevi la tua mansione. Gira, ho capito, non sta illuminando. Giralo qua, non si vede. Aspetta che con questo. Questo è il luogo più sacro di tutto il posto. Cos'era quel rumore? Vieni qua. Se c'è qualcuno che si vuole avvicinare, ci può avvicinare. Qui sul rosso sì. Questo qua è il luogo più sacro di tutto. Sì. E qua là. E qua dove facciamo tutti i rituali. Dove la gente si riuniva qui per pregare. Giusto?